Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia. Via libera della Camera allo Statuto delle Imprese. Celebrazioni di San Giuseppe Artigiano domenica 20 marzo a Palmanova. Scadono il 31 maggio i benefici sul fotovoltaico. Il Movimento Giovani Imprenditori festeggia i Capitani Coraggiosi sabato 26 marzo a Udine Fiere. Seminario tecnico su videosorveglianza e tutela della privacy. Buonasera e ben ritrovati da Impresa Diretta. Giudizio positivo di Confartigianato sulla proposta di legge per lo Statuto delle Imprese approvata dall'Aula della Camera lo scorso 15 marzo. Nello Statuto, afferma il Presidente di Confartigianato Udine Carlo Faleschini, troviamo risposte alle nostre aspettative per modificare l'approccio dello Stato alle piccole e medie imprese e per liberarle da costi e vincoli che ne comprimono le potenzialità. Lo Statuto delle Imprese, aggiunge Faleschini, è particolarmente importante in un paese come l'Italia, che nell'OCSE vanta il più alto numero di piccole e medie imprese, ossia il 94,7% del totale delle aziende italiane, che impiegano il 58,5% della forza lavoro e contribuiscono al 60% della ricchezza prodotta. Confartigianato apprezza in particolare l'istituzione della figura del garante per le micro, piccole e medie imprese, la semplificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e le modalità di accesso delle PMI agli appalti pubblici. Si è svolta domenica 20 marzo al Teatro Gustavo Modena di Palmanova la festa di San Giuseppe Artigiano, il tradizionale appuntamento in cui Confartigianato Udine premia il lavoro dei propri associati e dei loro collaboratori. Il servizio. Abbiamo puntato sull'innovazione agli artigiani, quindi passiamo da 7 a 9 milioni in quanto le richieste anche di innovazione, di processo e di prodotto nell'artigianato sono state tante e questo permetterà ovviamente di stimolare una ripresa ancora più decisiva del settore artigiano, che è quel settore che è stato un po' il paracadute anticrisi della nostra regione, su cui puntiamo anche per la ripresa, perché ogni artigiano ovviamente significa per noi una famiglia, ma poi se ha qualche dipendente anche 2 o 3 famiglie. La crisi è ancora lunga, sì, effettivamente è ancora lunga, la ripresa rispetto a quelli che erano i valori, diciamo, del PIL alla fine del 2007 ci vorrà ancora perlomeno 4-5 anni, stanti i livelli di crescita attuali. È una ripresa lenta, è una ripresa che fra l'altro avviene senza occupazione, fintanto che si crederà nella persona, nella famiglia, nelle imprese e nel territorio, e il collante sono le piccole imprese, perché se dobbiamo guardare la realtà è questa. Credo che la speranza c'è e ci deve essere. Ci sarà, sono sicurissimo, una riscoperta del mondo dell'artigianato e della piccola impresa. No di Confartigianato al decreto legislativo sul fotovoltaico e sulle energie alternative approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo e firmato dal Presidente Napolitano il 7 marzo. Secondo un'indagine condotta dall'Ufficio Studi e dallo Sportello Energia di Confartigianato Udine, la decisione del Governo sta provocando solo per gli installatori iscritti alla banca dati dell'associazione una perdita di fatturato di almeno 43 milioni di euro ed un taglio di 200 posti di lavoro che salgono a 1200 se si considera l'indotto. Il decreto ha generato un vero e proprio effetto panico e ha dato il via ad una corsa per l'annullamento di contratti in procinto di essere firmati da parte di privati e aziende interessate all'installazione di impianti fotovoltaici, con conseguenti e ingenti perdite di commesse a carico degli impiantisti. Molti istituti bancari hanno inoltre bloccato i finanziamenti nel settore fotovoltaico. Rete Impresa Italia chiede ora al governo impegni precisi, anche perché i danni provocati dal decreto sono già stati molto pesanti per le aziende del settore.
Capitani coraggiosi, è questo il titolo dell'evento organizzato dal Movimento Giovani Imprenditori per sabato 26 marzo a Udine Fiere a partire dalle 18:30. Un evento dedicato a tutte le persone che hanno scelto la strada dell'imprenditoria in una delle fasi economiche più difficili degli ultimi 50 anni. La serata prevede una tavola rotonda su storie di imprese artigiane e di successo e la consegna di un simbolico diploma di capitano coraggioso da parte di Andrea Pellizzari, il Mr. Brown della trasmissione Le Iene, a tutti i giovani artigiani che hanno avviato l'attività nel difficile biennio 2009-2010. Per ricevere questo riconoscimento è sufficiente confermare la partecipazione entro venerdì 25 marzo sul sito www.voloweb.info oppure telefonando alla segreteria del Movimento Giovani al numero che compare sui vostri schermi. Le norme sulla privacy consentono l'installazione di sistemi di videosorveglianza e di registrazioni di immagini a condizione che siano conformi al codice in materia di protezione dei dati personali e che rispettino la privacy dei cittadini. Per fare il punto sullo stato dell'arte e della tecnologia del settore ed esaminare gli aspetti legati alla tutela della privacy che questi impianti implicano, la categoria degli installatori di impianti elettrici di Confartigianato Udine, in collaborazione con Elvox SPA e il Corpo di Polizia Locale del Comune di Codroipo, ha organizzato un seminario tecnico che si svolgerà martedì 29 marzo a partire dalle 16:45 a Udine in via del Pozzo 8. Per informazioni e adesioni contattare entro venerdì 25 marzo l'ufficio categorie di Confartigianato Udine al numero che vedete in sovraimpressione. Impresa Diretta finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata. È difficile raccontare con le parole le emozioni e i ricordi delle nostre vite dedicate al lavoro. Ed è grazie a chi ci ha sostenuto che ora possiamo sfogliare la nostra storia. Tutte le piccole cose di ogni giorno che hanno reso grande la vita di noi artigiani e di chi ci è rimasto vicino per guardare lontano. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia.